ragazzi, benvenuti tutti in questo nuovo video. Questo alle mie spalle è il rifugio sul Col Visentin. Ci troviamo a quota 1764 metri circa ed oggi sono in compagnia della Vale, dell'omino delle birre che ci porterà una piccola chicchetta da assaggiare e di una nostra amica. Camminata semplice, rilassante, prima volta sulla neve di quest'anno, circa 2 ore e mezza a salire. Niente, noi ora scendiamo perché il tempo fa veramente schifo. Buona visione. Sì, non è tranquillo. Dove sono le ciaspole, Vale? Tu ce l'hai su? Ah, bello. Vedrai, ce n'è poca, dicevano. Vai Pupi che sei arrivata. Bravissima. Ora mi sento quasi di mestiere. Ti senti quasi? Quasi. Vediamo se sei capace, perché Ho già buttato birra fuori. per chi non se lo ricorda, Nicola è l'omino delle birre. L'uomo delle birre. È un birbante. È un birra. Insomma, non sei capace, abbiamo capito che non sei capace. Sì?
Cosa stai mangiando? Un pezzettino di carne secca. Un pezzettino è più grande di te. Pezzettino di carne secca. Devo reintegrare. Ma l'uomo delle birre poteva non portarci le birre? Scherzo. Olè, birra di Natale e si vola. Che birretta hai fatto qua, Nicola? È una birretta ambrata ad 8 gradi a 3, aromatizzata con scorza d'aranza e coriandolo. Wow. L'unica cosa è che io ho un problema. Non so fare le birre e portarle su. Ma non so aprirle senza cavatappi. Veramente? Ma ci sono io per questo. Scusa. Ma che colore che c'ha? Viva. E allora buon Natale. Buon Natale. Non potete capire la figata di sta birra. Buonissima. Dovrete passare a trovare il mio amico qua al Borgo Decimo ad Azzano Decimo. È un birrificio artigianale dove si mangia ma soprattutto si beve alla grande. Vi lascio poi magari sotto qualche riferimento. Chissà che magari intanto butti fuori qualche cartone di birra da portarci nelle nostre camminettine. Eccola. Ti senti preso in causa? È partita la marchetta. È arrivata? È arrivata la birra. Dai, viva. Vai vecchio. Vabbè, ragazzi, Viva! si ciocca e viva la... Panole? Panole? Yes. Per essere gentili. Come? Non si vede niente, porca miseria. Neanche di te. Perché scendiamo? Fa un sacco freddo adesso. Madonna. Mangiato, abbiamo mangiato. Bevuto, oggi abbiamo bevuto particolarmente bene, ma adesso con sto tempaccio qua cerchiamo di scendere velocemente. Non faremo le creste dell'andata e cercheremo di seguire la strada forestale che è un po' più riparata dal vento. Siamo a un quarto d'ora dal furgone, ma la giornata si è veramente girata un po' storta a livello meteorologico. Sta infatti nevicando anche, che vabbè c'ha sempre il suo fascino. In fondo la neve fa tornare un po' tutti noi bambini. Devo dire che sono rimasto sorpreso. La salita del Col Visentin era una salita che avevo in mente da tanto tempo e che non immaginavo potesse essere così appagante. Ora vabbè, al di là che è la prima invernale, in estate forse non la farei perché c'è troppo caldo, però offre un panorama devastante. Stamattina abbiamo avuto un 360 dalla pianura al mare, le Dolomiti, con le viste su tutti i principali gruppi, che assurdo. Ci vediamo giù e finisco questi ultimi 20 minuti di camminata. Siamo rientrati in furgone. Camminata totale di 12 km quasi, 700 metri di dislivello circa. Si pensava di accelerare un po' i tempi in discesa, ma abbiamo trovato la traccia che non era per niente battuta e senza ciaspole, è stata un po' tosta. Io vi ringrazio di essere stati con noi anche in questo video, in questa avventura. Anche la Vale vi ringrazio, anche se fa un po' la musona. Fa freddo. Vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!